Moretti, Puppato, Rubinato, Santini? Ancora nessun annuncio ufficiale sui candidati alle primarie del PD per la corsa alla presidenza del Veneto. La direzione regionale del partito ha però deciso la data, domenica 14 dicembre. Saranno primarie di coalizione e aperte a tutti coloro che condivideranno il programma. I candidati dovranno dichiarare la loro disponibilità entro il 1 novembre e avranno tempo fino al 14 per raccogliere 4.000 firme a sostegno della loro candidatura. Di certo si sa che il segretario Roger Domenech non vi parteciperà e che il programma del PD per le regionali è già più che abbozzato. Pone al centro il tema della discontinuità con il governo regionale attuale, quindi col centrodestra degli ultimi 15 anni guidato da Galan e Zaia, e che pone al centro il coraggio di cambiare in maniera radicale le politiche in questa regione, perché senza un cambiamento radicale non possiamo stare al passo con i tempi. Si chiamerà Cantiere Veneto 2015. Lavoro, valorizzazione di turismo, ambiente e cultura, riqualificazione del territorio, sostegno a imprese e famiglie, infrastrutture, in primis la ferrovia compresa la TAV, e per la sanità meno poltrone e più salute, e la lotta agli sprechi come ordinato dal Premier e segretario nazionale. Disboscare la giungla di società partecipate della regione, abbiamo la necessità di semplificare l'attività amministrativa, di riportare la regione alla sua origine e quindi alla pianificazione dell'attività e non alla gestione, abbiamo la necessità di delegare le funzioni ai comuni e ai territori di area vasta, abbiamo quindi la necessità di rivedere completamente un approccio che oggi ha visto la regione con moltissime competenze e anche con moltissimi sprechi. Sulla manovra finanziaria esiste una questione veneta, ha riconosciuto Domenech, che ha pure invitato i sindaci del suo partito ad avere fiducia nell'esecutivo di Renzi. Il paese, ha detto, è in amministrazione straordinaria, senza economie e tagli agli sprechi non ha futuro.